Vi aspettiamo il 10 maggio, domenica, a Ficarolo, dalle 10 della mattina alla terza edizione di Calici in Villa. Cos'è Calici in Villa? Calici in Villa è una manifestazione in cui noi avremo nel bellissimo parco della nostra Villa Giglioli avremo circa 20-22 cantine e ognuna di queste offrirà in degustazione libera a tutti quelli che verranno a trovarci i loro vini. Parliamo di un centinaio di etichette, 100-120 etichette. La degustazione sarà libera, ci sarà un biglietto di importo modestissimo all'ingresso dove verrà consegnato anche un calice col quale potranno essere assaggiati tutti i vini in degustazione. Ci sono rappresentanti di cantine del Veneto, della vicina Emilia, del Friuli, della Sardegna, della Toscana. Piemonte sarà rappresentato in maniera importante e si sta raccogliendo in questi ultimi giorni l'adesione. Avremo anche altre rappresentanze. Ci sarà anche un'area street food dove si potrà mangiare qualcosa a mezzogiorno o anche la sera e accompagnare i vini con qualcosa di produzione locale che potrà essere degustato insieme ai vini. I nostri produttori sono cantine collaudate, sono rinomate e potrete avere un pomeriggio veramente importante e bello. Mi associo al vice sindaco Agostino Paramatti, che tra l'altro un grandissimo sommelier, vi ha dato appuntamento per il 10 di maggio e anch'io personalmente rinnovo l'appuntamento del 10 di maggio. Calici in Villa, il nostro comune con un parco e una splendida villa vi aspetterà appunto per questo straordinario evento, dove ci sarà anche l'occasione per visitare la nostra villa, dove saranno allestite 3 mostre, 2 permanenti e una per l'occasione, 3 mostre importanti che vi danno la possibilità di conoscere il nostro territorio, ma nello stesso tempo anche attraverso una visita guidata di Luciano Pigaiani che vi accompagnerà nella spiegazione e nella storicità della nostra villa del 1600 che caratterizza appunto la giornata e l'ambiente in cui si svolgerà questo appuntamento di Calici in Villa 2026.